La giornata dei giusti oggi qui all'Iter Levi Montalcini con un programma ricco di iniziative. Ecco, da cosa scaturisce l'idea di fare questa giornata dedicata proprio ai giusti, Presidente? Oggi il 6 marzo è la giornata dei giusti. Noi l'anno scorso abbiamo istituito il nostro istituto nel presso qui centrale il Giardino dei Giusti e della Legalità, nel quale sono collocate le stele di personaggi importanti che hanno dato un senso veramente alla vita. Quest'anno celebreremo Calogero Marrone, un nostro concittadino della nostra vicina Favara, che durante il periodo nazista si è speso per salvare le vite umane. E lì, ecco, vogliamo dare un segnale concreto e preciso ai nostri alunni per inculcare sempre più i valori della legalità, della giustizia, della tolleranza. C'è un ampio programma stamattina, ci sono i ragazzi del nostro ensemble dell'istituto, essendo il nostro istituto a indirizzo musicale, che si esibiranno. Ci sarà il presidente della Fondazione Marrone, Rosario Manganella, e ripeto, vogliamo dare un segnale forte e preciso ai nostri alunni perché possono essere sempre più portatori sani di valori morali alti e per la tolleranza nei confronti di tutti i cittadini. Sì, oggi si parla di Calogero Marrone in occasione appunto della giornata dei giusti, perché si vuole ricordare questo nostro grande concittadino favarese che ha operato tuttavia nel Varesotto negli anni in cui il nazifascismo, diciamo, la faceva da padrone. È stato un uomo straordinario, un uomo che amava la libertà e soprattutto anche quella degli altri, tanto da mettere in discussione la propria vita per salvare centinaia di ebrei, di antifascisti, falsificando, visto che lui lavorava all'interno del comune di Varese, le carte di identità di tantissimi ebrei e di tantissimi antifascisti. Calogero Marrone, questa è una notizia che voglio dare già un po' in anteprima, non solo è giusto tra le nazioni, ma anche e soprattutto il giorno 22 di questo mese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha già attribuito una onorificenza, diciamo, particolare, che è quella della medaglia d'oro al valore civile. Noi saremo lì assieme alle autorità regionali e locali di quella città, con rappresentanti di uomini del governo, per ricordare la storia, la figura di questo grande uomo. Tra l'altro la Regione Siciliana ha stanziato anche un fondo per la costituzione di una fondazione dedicata proprio a Marrone, di cui la sede legale è proprio a Favara, a cui lei insieme ad altri soci state lavorando. Sì, abbiamo costituito a Favara la Fondazione Culturale Calogero Marrone, grazie appunto ad una legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in fotofinici, proprio l'ultima serata in cui l'Assemblea aveva ancora i poteri per decidere. È stato concesso un contributo che sarà utilizzato non appena ci sarà consegnato materialmente, e intanto stiamo costituendo con atto notarile appunto la fondazione. Speriamo di poter, con queste somme che ci verranno messe a disposizione, di poter svolgere un lavoro ancora più ingessante su questa direzione. È importante perché incide molto sulla città e sulla formazione dei ragazzi. Infatti noi svolgiamo un lavoro di stimolo, di sensibilizzazione all'empatia, alla diversità, al rispetto per l'altro, ad essere veramente a prendere come esempio Calogero Marrone, perché esempio non solo per noi di Favara o di Varese, ma per tutta l'Italia e il mondo intero. Oggi come oggi vediamo, assistiamo a stragi e tragedie proprio prive di umanità. Si sta diventando disumani, stiamo perdendo quei valori importanti che incidono molto alla formazione dei cittadini, della libertà e della democrazia. Purtroppo viviamo in un periodo molto brutto, in un paese molto triste, dove ogni giorno diventa un bollettino di guerra, dove intorno alle scuole nascono gli attacchi tra i ragazzi stessi di fonte politica diversa, non si sa come intervenire, e questa è una decadenza molto brutta, e quindi noi facciamo di tutto per portare avanti la formazione dei ragazzi, noi ce la mettiamo tutta.